Allora, buonasera a tutti, iniziamo questa giornata ONEBU, questa serata ONEBU. Siamo in compagnia della dottoressa Emanuela Gaggia Pilloni, è un'archeologa, è una, diciamo, fa parte dell'amministrazione comunale di San Sperate, sei assessore alla cultura del comune di San Sperate, il comune di Sciola, Pianto. E oggi ci terrà compagnia per una serata dedicata, ci trasferiamo, diciamo, come serate storico-archeologiche nel settore delle tradizioni popolari, quindi faremo un tuffo nell'antropologia piuttosto che nell'archeologia. Buona serata, do subito la parola a Katia, presentati. Io ho cercato di dire quello che sono le consuetudini. Benissimo, buon divertimento. Grazie. Allora, buonasera, grazie a Pierluigi, grazie a voi. Vediamo un po', è un po' magari insolito pensare che un archeologo, anziché venire a parlare di archeologia pura, si metta a parlare di tradizioni popolari. E vi dico che per lungo tempo le tradizioni popolari nell'archeologia italiana sono state viste con grande sospetto, o perlomeno messe e considerate a livello di semplice folklore, togliendogli quindi tutto quel in realtà ruolo importante che hanno per la comprensione dei fatti più antichi. Però cosa succede? Che proprio questi ultimi anni dagli Stati Uniti d'America, che come sempre sono sempre avanti, no? Non hanno una grande tradizione archeologica come quella ovviamente europea, ma fanno tendenza, come si suol dire. Beh, uno dei rami della moderna archeologia, più precisamente dell'archeologia post-medioevale, cioè quella che si occupa del dopo medioevo fino a ieri, fino agli anni addirittura 50, è proprio quella delle tradizioni popolari. Secondo questi archeologi, infatti, le tradizioni popolari sono un relitto, cioè sono ciò che rimane di antichissime tradizioni, di antichissimi usi, che hanno cambiato nome, qualche volta si sono vestite, diciamo, in modo diverso, ma che ci permettono di conoscere aspetti che l'archeologia pura non permette. Ci permettono in qualche caso di interpretare ciò che l'archeologia ci permette di trovare. L'archeologia cosa fa? Trova oggetti. Quegli oggetti li si può studiare per quanto concerne le dimensioni, il materiale, eventualmente la cronologia, ma per quanto concerne l'uso che se ne fa, fino a che sono oggetti chiari, se una tomba è una tomba, c'è il resto, c'è uno scheletro e si capisce. Di tanti altri è molto più difficile l'interpretazione e secondo i dettami di questa che è la Public Archaeology, invece le tradizioni popolari hanno un grande ruolo nell'interpretazione anche del dato archeologico. Devo premettere però che in realtà a me tutto questo interesse per le tradizioni popolari nasce dal fatto di venire da un paese, di essere profondamente legata a quelle tradizioni. Un paese che pur San Sperate, che pur essendo all'avanguardia per certi versi da un punto di vista culturale, di apertura anche mentale, mantiene intatte alcune tradizioni particolari che sono invece scomparse in gran parte del Campidano. Okay? Questo fatto mi aveva sempre incuriosito, proprio come nel caso del matrimonio. Alcune di queste tradizioni, che adesso vi esplicherò, sono state diciamo celebrate, alcune vengono ancora celebrate e nel mio stesso matrimonio avvenuto nel 2000 molte di queste li abbiamo ripercorsi alla lettera. Allora, la prima cosa, il corteo. Il corteo nuziale che oggi nelle grandi città o anche nelle piccole città non si fa, si va in macchina. Benissimo, ma era tradizione questo, lo sapete tutti meglio di me, in realtà che vi fosse un vero e proprio corteo. Il corteo è un po' piccolo, quindi forse non riuscite a vederlo. Nelle tradizioni matrimoniali, soprattutto, e io in modo particolare, quindi chiedo perdono se qualcuno è di origini logudoresi e di altre zone, io conosco abbastanza bene la tradizione campidanese, a quella mi sono riferita. Che cosa prevede? Che lo sposo, accompagnato dalla madre, vada a casa della sposa, prenda la sposa e poi da lì ci si rechi nella tradizione popolare in chiesa. Vi faccio già osservare il piccolo dettaglio: lo sposo non è accompagnato dal padre, è accompagnato dalla madre, e su questo poi torneremo. A quel punto nella tradizione originaria cosa si faceva? Dobbiamo pensare alle tipiche case campidanesi, quindi non un portoncino con un citofono, ma ottavi,
chiuso, perché doveva essere chiuso in attesa dello sposo. A questo punto non lo sposo né la madre, ma un parente maschio, possibilmente di età avanzata, quindi per esempio uno zio materno o paterno dello sposo, bussava e, vediamo se qui riuscite, doveva bussare fortemente. A questo punto il padre della sposa dall'interno, senza aprire, chiedeva: e chi ne è saggenti? A quel punto, quindi diciamo lo zio, invece rispondeva precisamente: se o su zio, oppure no, il parente del suo sposo, e mi serviu con il nome di battesimo e la presentazione. Questo però non bastava, perché a questo punto il padre, capendo diciamo chi si trovava dall'altra parte, doveva necessariamente chiedere questo: allora, eita ci casa in domu mia? Quindi cosa sei venuto a fare a casa mia? Queste, fra l'altro, queste parole sono bene o male sempre le stesse. Proprio questi giorni, rivedendo un po' tutto il materiale, ho trovato un'intervista di una donna, adesso non ricordo il paese, Campidano Alto, già vicino ad Oristano, esattamente le stesse identiche parole che si utilizzavano a San Sperato. Evidentemente era proprio un formulario preciso. Andando avanti, lo zio quindi rispondeva in questa maniera: Seus benius andivigai Sabrenda chisai Sigromitiu. Quindi siamo venuti a prendere Sabrenda, proprio Sabrenda, che ci avete promesso, che c'è stata promessa. A questo punto il padre della sposa rispondeva: innanti su compradori, innanti su compradori. Si aprivano le porte e a questo punto si poteva entrare. A questo punto lo sposo diceva: Sabrenda chi ha puggiai aggiustata, chi ha puggiai, ci sono alcune varianti, però bene o male il senso è quello: da vigu poessi deus sumeri. Il corteo a questo punto dalla casa poteva uscire e ci si recava in chiesa. Allora, adesso passiamo a un'altra sfera, il mondo latino. Non vi faccio certamente tutta la questione del matrimonio nel mondo romano, perché è veramente lunga e complessa, ma mi piaceva farvi osservare un elemento particolare: le cosiddette nuzie, le nozze, che potevano avvenire in diversi modi. I più frequenti erano questi: cum manu oppure sine manu. Quella cum manu era un tipo di matrimonio in cui si aveva la coenzio, che da due elementi latini, una preposizione e un verbo, che significa comprare, che prevedeva un vero e proprio acquisto. Questo acquisto veniva trattato in precedenza in occasione del fidanzamento e veniva perfezionato nel matrimonio. La stessa identica cosa che avveniva evidentemente in origine nel matrimonio sardo. Tutta quella parte si è persa, ma il formulario è quello. Era chiaro che c'era già un accordo precedente, voi direte ovvio si dovevano sposare, ma in realtà in precedenza l'accordo era veramente una sorta di accordo commerciale che veniva sancito nel momento del fidanzamento. Nel matrimonio poi bisognava completare tutto quell'iter. Questo tipo di matrimonio nel mondo latino che cosa faceva? Faceva sì che la figlia uscisse dalle mani, fisicamente dalle mani del padre, e andasse nelle mani del marito, anche per quanto concedeva tutti gli aspetti dell'eredità. Quando era cum manu. Quando era sine manu, cosa significava? Praticamente che la donna rimaneva di proprietà del padre anche durante il matrimonio. Se per cui rimaneva vedova o il marito decideva di divorziare, perché nell'antica Roma il divorzio era permesso, lei tornava direttamente di proprietà del padre, non poteva ereditare i beni del marito, mentre in questo secondo caso sì. Quindi anche in questa piccola, diciamo, in questa piccola tradizione sarda che nel Campidano, diciamo, per chi la vuole mantenere, si è mantenuta fino adesso, è evidente questo relitto che non è rimasto, se ci pensate bene, invece nel matrimonio tradizionale italiano in genere, ecco, in cui molto spesso che cosa accade? Che la sposa aspetta lo sposo in chiesa o in municipio oggi e lì viene raggiunta, cosa che invece nella tradizione, ripeto, sarda. Questo perché, direte, perché in particolar modo in Sardegna e non nel resto d'Italia?
questo poi lo vedremo meglio magari negli altri incontri. Il sardo, la Sardegna in generale, soprattutto per quanto riguarda tradizioni e lingua, è estremamente conservativa. Il sardo è la lingua neolatina, cioè la lingua che deriva dal latino, più conservativa in assoluto. Lo è nelle parole, ma lo è proprio anche nel significato originario di riti. La cosa però particolare è questa del rito sardo, Sarazia. Conoscete? La rottura del piatto all'uscita della pietra. Esatto, che noi abbiamo sempre visto e a cui a me era stato chiesto anni fa per un giornale con cui collaboravo di fare un articolo e avevo scelto questo argomento perché mi incuriosiva molto, vi ripeto, mi piacciono tanto le tradizioni, ma c'è una cosa in particolare che mi incuriosiva. Ricordo che mia nonna mi diceva sempre: ma resti abituati sta gente che adesso si mette a fare Sarazia prima del matrimonio. Per lei era un abominio, no? Voglio dire, era peggio che andare a prendere la comunione senza confessione, era proprio no, cattolica. E io dicevo: perché no? La cosa no, non uscire ma non si vai. Non uscire ma non si vai. Il rito è così, io non so perché lo faccio, ma lo devo rispettare. A San Sperate effettivamente la tradizione voleva, era proprio molto rigida in questo, che Sarazia venisse fatta solo all'uscita della messa, cioè a matrimonio avvenuto, dopodiché poteva venire in piazza, sempre solo da donne nella tradizione, non da uomini. Poi potevano essere parenti più frequentemente della sposa ma anche dello sposo, a patto che fossero donne. Poi poteva avvenire prima, per esempio, dell'arrivo alla casa degli sposi, quindi nella strada, sempre come connubio. Cosa c'era dentro? Adesso tante cose, dalle monete alle caramelle, petali di fiori, riso e grano. Nella tradizione originaria no. Nella tradizione originaria c'era il grano e il sale. Molto spesso anche i fiori, però soprattutto petali di rosa. Ora, il grano e il sale sono due simboli che si ritrovano nella tradizione, un po' questa tutta mediterranea tutta, ma sarda particolare, in tantissime pratiche anche magiche. Il grano è facile da capirlo, segno per eccellenza di prosperità, si augurava la prosperità. Il sale aveva un duplice significato. Sì, era fondamentale intanto per la conservazione dei cibi nelle società contadine, per cui aveva un valore pari all'oro, in un caso che una delle vie più importanti di Roma si chiamasse Via Salaria, quindi perché? Ma era particolarmente importante in tutta una serie di riti magici, propiziatori, per cui aveva queste due forme. Poi doveva esserci un piatto. Io ricordo mia nonna che ne ha fatto tantissime che se le sceglieva apposta. Perché se ne sceglieva apposta? E diceva: no, questo vedi, no, questo non fai, devi tanto devi spaccare, no, questo non spacca, magari doveva assolutamente frantumarsi. E ancora, nonna, perché non uscivo sotto su cosa porta, ma non fai, devi restare. E quindi così doveva essere, ancora una volta, non sappiamo perché, ma si deve fare così. Questa cosa mi aveva estremamente incuriosito. Allora avevo fatto una serie di ricerche, mi sono ricordata all'improvviso, perché poi no, queste ricerche sono un po' così, nascono da una curiosità e ti portano in tanti altri posti. Anni prima avevo letto un libro di Grazia Deledda che riguardava però le tradizioni popolari. Noi conosciamo molto l'aspetto di Grazia Deledda, premio Nobel, grande letterata, quindi scrittrice di romanzi. In realtà tutta la prima parte della carriera di Grazia Deledda fu dedicata, così lei nacque come scrittrice, alle tradizioni popolari. E l'hanno rieditato tantissime volte. E ricordavo che faceva un riferimento alle nozze a Nuoro. Quindi stiamo parlando di Nuoro, per correttezza comunque la pronunciamo. Stiamo parlando quindi comunque dell'Ottocento. E in un passo diceva appunto e rappresentava, non la chiamava allo stesso modo, non aveva un nome particolare questo rito, quindi non diceva Sarazia o un altro nome, diceva che c'era questa tradizione di rompere dei piatti all'uscita della chiesa, questo è uguale, quindi uguale, però non precisava il nome, però diceva un'altra cosa, e lì il collegamento, cosa diceva? Che non era possibile che quando veniva fatta Sarazia per le vedove che volevano risposarsi o eventualmente per delle donne già in avanzato stato di gravidanza, diventavano oggetto di mormorio di tutta la comunità, perché in teoria non si doveva fare. Questo fatto in che modo lo possiamo legare, possiamo capire meglio il significato? Quel piatto che si rompe è la perdita rituale della verginità.
Se tu sei vedova si presuppone che la verginità l'abbia già persa, se sei in stato evidente di gravidanza, idem. Ecco perché nella tradizione sparadesa, per esempio, si poteva fare solo all'uscita della messa e non prima, perché solo dopo che il rito era stato compiuto, si poteva allora ritualmente rappresentare la perdita della verginità. E ecco perché si credeva che facendolo prima portasse male, perché si stava anticipando quello che evidentemente era un rito scandito precisamente nel corso di millenni, non di secoli, e doveva essere portato allo stesso modo. Come vedete, ecco, questa poi molto carina. Nel corso di quella ricerca trovai una cosa particolare, una donna anziana che mi diceva che appunto le regole erano queste, che si potevano fare solo in quei casi e che c'era una sola, diciamo, eccezione. C'era la cosiddetta arazia poimotasa, poimotasa per le ragazze morte, per le donne morte, motasa. Morte. Allora, quando una ragazza moriva, non essendo ancora sposata in giovane età, le si faceva sarazia prima del funerale, scusate, dopo il funerale, no, prima del funerale, sto dicendo giusto. Quella era l'unica eccezione, perché in quel modo lei aveva in realtà perso ritualmente la verginità, ma non perché aveva contratto, diciamo, doveva contrarre un matrimonio terreno, ma un matrimonio celeste. Erano le spose, le nozze sacre, era il matrimonio con la divinità e veniva celebrata per questa ragione. E le nozze sacre, per esempio, sono una delle tradizioni religiose più antiche di tutta l'area del Mediterraneo, che però sono andate, diciamo, perdendosi completamente. In Sardegna, ripeto, abbiamo questa tendenza a mantenerle. È chiaro che poi dove le trasportiamo? Dove le abbiamo completamente trasportate e rivisitate? Nell'ambito cristiano, quindi sono state riadattate, modificate, gli si è cambiato un po' il vestito, ma la sostanza rimane sempre la stessa. Allora, altra cosa che si faceva era quella all'arrivo proprio nel momento in cui gli sposi dovevano giungere nella loro casa. Normalmente quindi cosa facevano? Le madri, le consuocere insieme, aspettavano gli sposi all'interno della casa ed erano loro le consuocere ad aprire, non i suoceri. Aprivano e facevano inginocchiare gli sposi innanzi a Sena del Domo, quindi proprio di fronte all'ingresso, prima di entrare. Erano le due consuocere, che erano delle sacerdotesse di quel rito, facevano un'altra arazia con una benedizione particolare. La facevano però insieme, con un unico piatto da cui entrambe attingevano. Si dovevano cioè unire due rami, due famiglie diverse, due rami, per linea matriarcale, non patriarcale. Perché a differenza della tradizione romana e a differenza di tutte le tradizioni mediterranee successive all'arrivo, diciamo, dei Dori, dei Greci, come li intendiamo, la società mediterranea era profondamente matriarcale e alcuni riti, alcune tradizioni erano così evidentemente forti che neppure l'arrivo di nuovi conquistatori e millenni di storia erano stati in grado di modificare. Quella razia condivisa era la fusione dei due ceppi che davano origine ad un altro, per linea, ripeto, matriarcale. Un'altra curiosità che qui non ho inserito: quando gli sposi, per esempio, erano di due paesi limitrofi, vicinori, ma proprio confinanti, dopo il matrimonio, in Salacara, cioè nella strada, nel punto che indicava il confine fra i due paesi, che normalmente nell'antichità era ben segnato da una pietra miliare, da un elemento chiaramente riconoscibile, era tradizione portare dei dolci, quelli che magari si erano utilizzati o si dovevano utilizzare prossimamente, lasciarli lì, e il primo che fosse passato da quella strada se ne poteva servire. Anche in questo caso che cosa si stava sottolineando? Era una sorta di, diciamo, di contratto di pace
fra due paesi che magari potevano aver avuto, no, delle difficoltà. Era un modo per indicare chiaramente una fusione. Ci voleva sempre, no, un simbolo, che nelle tradizioni più antiche, in quelle sarde in modo particolare, sono sempre legati alla sfera, diciamo, del mangiare, il pane o i dolci, che però avevano sempre questo significato molto più profondo. Se voi in tutti questi incontri qui, immagino l'avete visto 1000 volte, pensate ad alcuni bronzetti nuragici con questa posizione da offerenti, molto spesso cosa hanno nelle mani? Quelle che vengono interpretate, perché attenzione, non è che come dei pani o comunque degli oggetti legati al culto. La stessa cosa noi l'abbiamo mantenuta. Non si farà mai un matrimonio, per quanto povero, per quanto semplice, senza un piccolissimo cumbito in cui ci sia almeno un caffè e un dolce. Il caffè chiaramente è successivo, il dolce ci doveva essere, era un simbolo proprio legato nel matrimonio romano. Il matrimonio di fatto avveniva di fronte ad una figura che non era un vero e proprio sacerdote, con un pane nuziale, con l'offerta di un pane nuziale alla divinità. Torniamo sempre lì. Allora, si è visto annoiando. Allora, ditemelo e vado più veloce se allora, come avrete visto, per esempio, qui questa serata poteva essere anche strutturata in un'altra maniera. C'è un bellissimo matrimonio selargino, no? Che è spettacolare, eccetera. Io penso, però, intanto io preferisco sempre parlare di cose che sento che mi appartengono molto e che conosco molto bene. Poi penso che voi qui probabilmente sul matrimonio selargino ne sappiate più di me, cioè potreste essere voi a farmi lezione. Ho preferito prendere degli spunti che difficilmente si trovano, nel senso cose un po' più particolari. Sublistiri Sagoia, quindi l'abito da sposa, okay? Che era comunque un abito particolare anche nella tradizione sarda, però vediamo in che senso. Spostiamoci per un secondo. Siamo in una località dell'antica Magna Grecia, Locri e Pizzettiri. In una valle di questa località è stato ritrovato un tempio. All'interno di questo tempio c'erano tutta una serie di tavolette votive che in greco si chiamano pinakes, con tutte una serie di iscrizioni dedicate alla dea. Poi ci sono i resti di un edificio e poi il tempio, diciamo, vero e proprio purtroppo non è ancora stato trovato. Perché vi dico questo? Apparentemente non c'entra nulla. Riuscite a vederle le immagini? Allora, questa è allora, queste sono le tavolette, i pinakes, quindi questo è stato ritrovato. Ecco perché dico quello che dicevo, cioè a meno che in archeologia non si trovi un'epigrafe, cioè un'iscrizione in cui c'è scritto l'imperatore tal dei tali, il resto chiaramente è interpretazione. Alcune cose sono evidentemente facili da interpretare, altre un po' meno. Apparentemente quindi qui che vediamo una figura femminile. Questa che cosa vi sembra? Guardate. Una cassapanca. Esattamente, una cassapanca. Sta riponendo nell'interpretazione degli studiosi questa figura è o la divinità Demetra o Persefone, oppure la sposa che sta preparando il corredo nuziale. Non cambia nulla, perché in realtà nell'antichità il mito e la storia sono praticamente la stessa cosa, cioè il mito è la parte più antica della storia, quindi la dea, se è la dea, rappresenta tutte le donne in quella situazione che ripercorrevano quel mito. Qua, questa sì che è una divinità, di questo siamo sicure, seduti in un trono, con una posa che si chiama ierattica, cioè divina, impostata. Osserviamo anche, guardate, una mano così, nell'altra così, proprio questa è la divinità, probabilmente Demetra. Qui abbiamo invece un'altra figura, di nuovo questa è probabilmente un'altra cassa. Qui ci sono le stesse lenzuola, pensiamo alle lenzuola, qualunque cosa relativa al corredo della donna. L'altra cosa che vi volevo far osservare è questa figura sulla quale adesso torniamo. Ok, allora qui c'è un po' l'epoca a cui queste appartengono, l'epoca a cui appartengono, 490 a.C., ed erano offerti come ex voto. Quindi praticamente c'era questo grande tempio in onore di Persefone. Io vi ho detto Demetra Persefone, questo tempio non è stato trovato, quindi noi in realtà non abbiamo una certezza.
ma Demetra, Persefone e Ecate sono praticamente la stessa divinità vista da aspetti diversi, hanno tutta una serie di parti di culto identiche per questo, quindi non ci cambia granché. Viene rappresentato molto spesso però il mito di Persefone, che era la figlia di Demetra ma rappresentava l'antica dea madre nell'età diciamo più giovane. Non so se lo conoscete il mito di Persefone. Lei giocava, era una allegra fanciulla che giocava nei campi di fiori con le amiche, la vede Ade, se ne innamora e la rapisce e la porta negli inferi, perché Ade era il dio degli inferi. Demetra non ne sa nulla, Demetra è la madre della terra, proprio madre terra, disperata, la cerca dappertutto, non la trova e a quel punto fa lo sciopero, per cui non fa più crescere il grano, non fa più maturare i frutti, la situazione per gli uomini è terribile. A questo punto interviene Zeus, va da Ade e dice: senti, dobbiamo risolvere la situazione. Ah no, lei è mia. Osserviamo, Zeus, che noi immaginiamo come il dio assoluto, in realtà deve scendere a compromessi con Ade, hanno lo stesso identico potere in due regni diversi, per cui c'è poco da fare. Alla fine il compromesso qual è? Che Persefone per una parte dell'anno sarebbe stata, che corrisponde diciamo agli mesi invernali, con Ade sottoterra, e gli altri invece sarebbe tornata e quindi sarebbe rinata la primavera. Un'altra cosa molto particolare è che in realtà lei avrebbe potuto rimanere tutto l'anno con la madre se non avesse mangiato questi frutti rossi molto piccoli, così vengono descritti, che secondo la maggior parte degli studiosi sono i frutti della melagrana. Quella, una volta assaggiata, praticamente avrebbe fatto venire in lei un desiderio irrefrenabile, arrivato all'autunno, di tornare da Ade. Notate, quando le melagrane adesso stanno incominciando a venire, sono uno dei frutti tipici delle feste dei morti, ok? Non è un caso neanche questo. Allora, per quanto concerneva chiaramente l'universo femminile di allora, le nozze erano il massimo compimento, non si pensava per le donne a laurea, l'altro se si era sposate era tutto a posto. Qui forse la vedete anche meglio, no? E questa è l'immagine, ecco, questa è più grande, no, forse non è la stessa, sono tante e alcune ripetono lo stesso soggetto. Questa è la foto, per esempio, di una cassa antica, Wagasha, Sagasha, molto antica, di una donna di San Sperate che avevo intervistato, una donna anziana ovviamente, in occasione di questo articolo. Allora, senza voler arrivare ad una conclusione definitiva, la presenza, il simbolo della pavoncella è un simbolo antichissimo. Io qua velocemente vi leggerei due cose, velocemente, per capire quanto quella simbologia non è casuale e perché è rimasta fino ad oggi, ce la ritroviamo dappertutto. Ok, allora, intanto la pavoncella è assimilata all'araba fenice, quindi è simbolo di rinascita. Addirittura in alcune culture è la stessa cosa, cioè in alcune culture lo stesso nome indica di diversi uccelli, vabbè, uno è fantasioso. Nell'ambito cristiano è l'emblema dell'immortalità dell'anima. Ancora, questo bestiario, come vi faccio, armeno, quindi che è un testo molto antico proveniente dall'Armenia, dice: allora, quando i piccoli di pavoncella vedono il padre e la madre che a causa dell'età hanno la vista oscurata, leccano i loro occhi e li coprono con le loro ali dal freddo, perché come i genitori li hanno scaldati quando erano nell'uovo, così loro li scaldano a loro volta. Quindi praticamente i bestiari sono delle raccolte di storie di epoca medievale in cui si parla di animali che realmente esistevano e di altri assolutamente fantastici. Che cosa fanno loro? Loro leccano gli occhi per ridare la vista, simbolo comunque di un'altra vita. Per esempio il fatto che nidifichi vicino all'acqua e viene considerata addirittura guardiana degli altri volatili ha fatto sì che in Grecia la chiamino la buona madre. Demetra, Persefone, il mito di prima, è madre, la Magna Mater l'avrebbero chiamata poi più avanti.
Addirittura c'era questa leggenda in Francia che se la si imprigionava e la si addomesticava, la felicità non sarebbe mai andata via da quella casa, quindi come dire, la pavoncella sono a posto. In Sardegna queste sono, diciamo, fra le più antiche immagini che abbiamo di epoca cristiana rapportabili alla presenza di questo animale, e siamo nell'epoca giudicale, e poi invece in epoca precedente romana, quindi tralasciando tutta l'epoca precedente, nel cimitero di Bonaria, quindi nel cimitero, quindi un simbolo di rinascita, come dicevamo prima. Okay? Allora, nella tradizione sarda Sagascia era l'elemento imprescindibile dell'arredamento, era proprio fondamentale, era data in dote normalmente. Più era grande, più era importante il legno che veniva magari utilizzato, più la famiglia era ricca, ma anche le famiglie più povere, magari in maniera molto semplice, molto meno raffinata, ce l'avevano tutti. Allora, queste sono le dimensioni di una gascia media, non ce ne sono, chiaramente ci potevano essere più piccole o più grandi, ma la cosa particolare che mi ha colpito è questa: lì veniva conservato l'abito da sposa. Era quello il luogo in cui si conservava l'abito da sposa. Bene, neppure ai nipoti, ai figli era consentito di aprire Sagascia in cui c'era l'abito da sposa, toccarne il contenuto, perché doveva essere preservato da ogni rischio e da ogni minaccia. Perché? Perché è vero che serviva per il matrimonio, quindi l'abito il momento più importante, ma non solo. I due momenti più importanti nella vita della donna di allora quali erano? Certamente il passaggio, quindi il matrimonio, l'eventuale arrivo dei figli, che però non era detto, e l'altro era la morte. Perché su Bistiri del Savoia non si trasmetteva di madre in figlia, per nulla, non si poteva ereditare, perché assolveva l'altro compito, quello di accompagnare la morta. Per questo è molto difficile nei paesi che hanno mantenuto questa tradizione trovare abiti originali molto antichi, quelli, certo, gli altri abiti magari quelli che non erano da matrimonio, quindi quelli quotidiani, qualcosa si è conservato, ma per questi è difficilissimo, perché dovevano accompagnare la morta nell'ultimo viaggio. Per questo ci tenevano oltretutto così tanto e doveva essere preservato. Se voi pensate bene, però, questo un po' ci è rimasto. Io faccio sempre l'esempio di mia nonna, delle persone anziane con cui ho avuto maggiore relazione. La preoccupazione di Itamapaponi Gandomorro era fondamentale, no? Quindi si sceglievano, chi era più sceglieva, no, il gusto, la gusto e subistiri pogando un imbroggio, ok? In precedenza, non hanno fatto altro che continuare, diciamo, questa tradizione. E qui c'è il riferimento di una testimonianza. Le immagini che vedete sono di alcuni abiti tradizionali di San Sperate, tutti ovviamente in bianco e nero. Scusi. Aspetti. Ma questo sembra molto moderno. No. Dell'800. Sì, beh. Cosa c'ha davanti? Perché non si capisce bene. Ha lo scialle che la chiude così, uno scialle molto ampio che parte dalla testa e la chiude così. Ah, è uno scialle. Questo sì. Perché no, non ha le frange questo scialle, no, non ha frange. Le immagini purtroppo sono quelle, sono foto vecchissime, ripeto, purtroppo. Una cosa, questa è una delle testimoni che mi ha ricordato. Allora diceva, non doveva via Misciunusu, non lo faceva vedere a nessuno, sta raccontando della madre, adesso della nonna, non ricordo bene, ma Deuda Pubissa di Gemotta, Can Luacqua Giudao ad Abistì, cioè l'ho visto solo nel momento in cui ha aiutato poi a vestirla, era proprio, e anche, allora adesso è vero che ci sono le agenzie e molto spesso sono loro, in alcune famiglie invece vogliono assolutamente che quel compito che sentono come particolare lo compiano loro, e lì nella tradizione era proprio una vera e propria vestizione, la potevano fare solo certi membri della famiglia, con regole molto precise, con posizioni molto precise, tutto scandito dal rito. Io non so se qualcuno ha visto nella presentazione che è stata fatta da Pierluigi su Facebook, per esempio, cosa abbiamo pensato ad alcune parole importanti, cioè che la tradizione in realtà nasce dal sacro e ci rimanda sempre al sacro. Ecco perché non è folklore,
Tradizione sarda, se la si fa scadere a livello di folklore, non ha nulla di diverso dal folklore di qualunque altra parte. Se noi invece badiamo, osserviamo e la consideriamo per quello che è una miniera di informazioni. Queste sono altre immagini, questa per esempio è molto più recente, questa è un'immagine degli anni 70 col vestito così come è stato ricostruito. Questa invece no, con le due bambine vestite è datata, questa sarà degli anni 30 se non erro. Ok, qui poi c'è tutta una parte relativa un po' all'abito tradizionale. L'abito bianco è una tradizione addirittura recentissima dell'Ottocento, non ha nulla a che fare nessuna tradizione antica. Allora, qui, ecco, questo per esempio, questa foto, cosa può essere? Sempre anni 30, poverine, guardate la condizione, chiaramente una casa campidanese, qui il cortile, insomma, la situazione. Però l'abito in origine, purtroppo dalla foto non riusciamo a vederlo molto bene, doveva essere un abito molto bello e importante. Colori come? Scuri, adesso infatti andremo a dirlo. Ok, questa è, io ho preso un esempio di una donna anziana che mi ha potuto descrivere perfettamente l'abito della madre perché lo ricordava perfettamente e semplicemente vediamo come era formato. Allora, sagunetta, la lunga gonna, normalmente plissettata, che a Sansperate, i colori chiaramente variano, noi stiamo prendendo. L'abito però in genere da sposa deve essere scuro, molto scuro, e voi direte come il contrario, no, esattamente così. Anche gli abiti matrimoniali forgiati in guisa moderna degli anni 30 sono quelli di chi poteva permetterselo, marron scuro, verdone, verde oliva o un viola carico. Sì, però signora, da dove viene sua mamma io le dico nel... Allora, poi questa è una serie di immagini, fatemi vedere quali ho messe che non ricordo, sì, di un abito, adesso poi lo vediamo nel dettaglio, che è stato ricostruito però sul modello proprio di quello originale. Quindi quest'abito non è originale, però è stato creato proprio sul modello di quello originale che poi invece hanno messo per la morte, no? Aspettate. Ok. Quindi i colori abbiamo detto vinaccio, marron scuro e poi alcuni elementi floreali appena più chiari. Se ci se lo poteva permettere veniva usato il raso brillante. Poi c'era su davantaglio, preferibilmente in sedao, anche questo era decorato a piccoli fiori, su una base bordeaux, quindi sempre molto scuro. Poi su gamisoi, questo, bianco, molto ampio, con un colletto molto molto semplice, mi sa che lo vediamo, no? Non è qua il colletto, ok, qui si vede poi quello di sopra, quindi questa parte qua, normalmente alla coreana, quindi molto minimalista, a differenza di bellissimi abiti che hanno dei colli importantissimi magari della zona del Morese, che sono stupendi. Anche le oristanesi, ce ne stanno certe che sono lavorati qua davanti, sono le quelli per mia madre. Sì, infatti l'abito poi cambia molto da zona a zona, e anche questo fatto è molto indicativo, come c'è la variante linguistica, c'è la variante di alcune tradizioni, l'abito ha una ricchezza incredibile ed è proprio legato a una particolarità della Sardegna che non si trova in altre zone. Poi, no scusate, mi confondo con la lucettina. Allora, poi le maniche vaporose, poi piccoli bottoni, isanimetasa, su ossu, che invece era un piccolo gilet in panno grezzo. Poi su gruppetto, che poteva essere realizzata nella medesima stoffa del grembiule, che copriva interamente su ossu, quindi su ossu e sopra, qui su gamisone, su ossu e su gruppetto. Era completato sul petto da un pannello a mo' di ampio foulard sul petto. E qui, adesso io qui non l'ho scritto, però vi voglio raccontare questo, c'è una grande disputa fra gli studi, voi direte di che cosa si occupano questi studi, però è così. Dante, nella Divina Commedia, nell'Inferno, per screditare
Firenze e lo stato di degrado dei costumi, dice che le donne che a confronto delle donne fiorentine anche le donne della Barbagia sembravano pudiche. Perché? Perché secondo Dante, secondo una tradizione medievale, le donne appunto della Barbagia andavano in giro con i seni scoperti. Addirittura praticamente, adesso qui non l'ho messa, c'è una, mi sono dimenticata. Allora, gli studiosi si sono divisi. Una parte degli storici sardi ha ipotizzato, sardi nel senso che si occupano di storia sarda, non necessariamente sardi, diceva sì, è possibile che fosse così e che si ripresentasse un'antica tradizione mediterranea che si può vedere in molte divinità, soprattutto nella divinità cretese della dea dei serpenti, che è raffigurata con una lunga gonna fino ai piedi e ha poi sotto una sorta di corpetto che lascia non solo scoperto il seno, ma proprio lo mette in evidenza, e qui sono stati fatti tanti studi. E poi, ecco, secondo alcuni quella sarebbe, fra l'altro, anche una certa postura, perché poi in altri passi Dante sottolinea la postura delle donne, come se dovessero andare a vendere la mercanzia, no? A lui interessava la questione di denigrare Firenze com'era, però per noi è un'informazione molto importante. Per altri si dice no, semplicemente Dante ce l'aveva con la Sardegna, non l'aveva mai visitata. Pensate che per Dante il sardo non era una lingua che derivava dall'antica, ma era una brutta imitazione del latino, in cui il latino sembrava quasi parlato scimmiescamente. Per cui, questo era il concetto. Quindi si dice Dante semplicemente non conosceva la Sardegna, parlava per sentito dire. Altri invece dicono no, attenzione, in realtà è possibile che fosse così, e che poi naturalmente le tradizioni invece cristiane, il fatto che continuamente venissero riprese ha fatto sì che le cose cambiassero e che quindi si sia inserito su Gamison sotto, perché praticamente secondo questa teoria c'era su corso, quindi questo corpetto che metteva fuori il seno. Anche la presenza del foulard sul petto invece, che lascia pensare che forse in origine dovesse essere scoperto e all'occorrenza magari coperto. Ripeto, sono due teorie diverse e noi non lo sappiamo, però, ma è bellissima effettivamente la vicinanza con quella dea serpente, quindi comunque una figura che ci riporta al mondo della dea madre, in cui effettivamente molti abiti anche del Nuorese sembrano davvero riprenderla. Ok. Poi il giubbetto, poi sul gippone dotato di vaporose maniche a sbuffo, poi questo che cos'era? Ah sì, poi c'erano qui non si vedono purtroppo, tutta una serie di buttonettos che per chi aveva chiaramente una certa possibilità erano in argento oppure in oro, altrimenti naturalmente in questi abiti qui, in società molto povere, pochi potevano permetterselo. E poi il velo. Questo per esempio, a tutte queste frange, non necessariamente negli abiti antichi campidanesi avevano le frange, questa è un'immagine chiaramente ricostruita di abito moderno. Allora, però era molto importante perché sappiamo nella tradizione, noi diciamo è il cattolicesimo che ha portato a questa, oggi tutte le polemiche, no, che ci sono sul burka o non burka, fazzoletti non fazzoletti, ma è perché il mondo cristiano, no signore, non è il mondo cristiano o il mondo musulmano. Le donne capite velate erano una tradizione romana, greca ancora prima, antichissima. Le donne greche e romane, a meno che non fossero delle prostitute di casa oppure delle bambine di casa senza la copertura, il velo, che le copriva non solamente come magari adesso le donne anziane la testa, ma che arrivava fino a gran parte del corpo, non uscivano di casa. Il cristianesimo si è limitato a mantenere un uso che era inveterato da migliaia d'anni, giusto per capire, e chiaramente si è mantenuto. Particolare la bellezza di questi però ricami normalmente molto colorati su sfondi invece molto scuri, tra l'altro nel matrimonio romano il momento culminante era proprio quello, come si fa ancora oggi, di scoprire, di svelare il viso della sposa, perché gli era completamente coperto. La sposa avevano il velo e
col vetro, esatto, coperto completamente. Anche il velo bianco. Sì. Ok, tra l'altro una cosa, i capelli normalmente erano legati, chiaramente. E anche questa è una tradizione tipica del Mediterraneo, del mondo greco e romano. I capelli dovevano essere sempre legati. Pensate a un mito che vi sarà familiarissimo, Medusa, tutti quei serpenti. Da un lato rappresentava una figura della Dea Madre, per cui c'era tutto un gioco di rimandi ad antiche tradizioni precedenti, ma dall'altro lei che si vantava tanto della sua chioma viene fuori con una testa piena di serpenti, cioè una testa completamente in disordine con i capelli sciolti, che era simbolo di bassissimo rango, se non appunto di meretrice, quindi aveva proprio uno svilimento sociale importantissimo. Parliamoci chiaro, mia nonna, io con i capelli sciolti completamente liberi, se non in casa, ma io pochissime volte l'ho vista su buccioni, no? Quindi la crocchia, la treccia, che poi sì, assolutamente sempre legati. Capelli lunghi però, capelli non corti, capelli lunghi, poi magari arrivare all'età in cui non ce la facevano più, però i capelli erano lunghi e sempre legati, magari tutti bianchi, bellissimi, ma sempre legati. Anche questa è una tradizione che si è mantenuta identica, intatta proprio. Allora, questa è un'altra immagine di un altro Pinax, sempre di Lo, che è il momento proprio del ratto di Persefone, cioè del rapimento di Persefone. Peccato non si sia trovato il tempio, chissà se di fatto Ceos è andato distrutto. Quindi questa storia, bene o male, come si conclude? Questa che ho voluto essere una storia. Allora, vi rubo ancora qualche minuto per dire, normalmente quando si affrontano i temi relativi alla tradizione si corre sempre il rischio di dare delle verità assolute, ma questo c'è anche l'archeologia in realtà. Siccome archeologo, siccome l'ho studiato, siccome le so, appunto così. È un campo certamente in realtà molto difficile andare a vedere i rimandi, però ci sono. E la cosa più bella è che i veri protagonisti delle ricerche antropologiche non sono gli studiosi, i ricercatori, ma sono in modo particolare le persone anziane. Ma non solo perché sono una miniera di informazioni, attenzione, anche per questo, perché in realtà loro, soprattutto quelli che ancora magari la tradizione la mantengono, permettono di avere una sorta, io dico sempre così, di cinepresa puntata a 2000, 3000, se non 4000 anni fa, rivedere certe cose a cui noi non badiamo proprio per niente, perché si va bene, si va di niente, e che invece erano quelle per cui, no? Poi quando si va a fare gli scavi si sta ore e ore a dire sì vabbè, ma questo è il reperto, che è questo, ma cosa ci fa, ma che funzione ha. Io ho avuto la fortuna di scavare in un nuraghe che è, diciamo, poco conosciuto, o meno, rispetto ad altri, che secondo me invece darà, dopo Monti Brama, se continueranno gli scavi, tante di quelle risposte a tanti perché che non vi dico, che è su Mulino, a Villanova Franca. Ok. Dove c'è quell'altare meraviglioso. Io ho avuto la fortuna di scavare, se l'avete visitato, nella Torre F, che adesso è stato tutto ricoperto, e abbiamo trovato altri 2 altari. Io sono molto fortunata, come mi diceva il professore, se si man buona. Quindi quando vado, bene o male, vengono fuori delle cose molto interessanti. Beh, intorno a quell'altro altare, molto meno elaborato, non l'avete vista? No. Allora, l'altro altare, che è molto più semplice, formato da più blocchi, da 3 blocchi sovrapposti su 2 file, intorno era uno spettacolo meraviglioso. Purtroppo non c'è neanche la pubblicazione ancora, per questo vi diciamo che voi le sapete in anteprima queste cose, perché non c'è neanche la pubblicazione. Abbiamo ritrovato circa 300 lucerne. 300. Sto parlando di un altare le cui dimensioni sono queste. Le 300 lucerne, magari da lì non mi vedete, comunque si trovavano proprio perfettamente intorno all'altare e coprivano uno spazio così, quindi uno spazio molto piccolo, quindi sovrapposte, alcune con decorazioni spettacolari, assieme
ha circa 2000 vaghi di collana. Abbiamo ritrovato le tracce dei cesti, eccetera. È chiaro che quello era un luogo, assieme all'altro altare che invece avete visto anche lì, c'era un numero di lucerne, lì non c'ero, ero troppo giovane, è una serie di lucerne, eccetera. E poi a fianco, in un altro ambiente del nuraghe, invece abbiamo trovato circa 2 metri di profondità di lumache. Era solamente terra e lumache, terra e lumache, terra e lumache, ok? La cui funzione, però guardiamo alcune cose. Per esempio, la presenza delle lucerne ci riporta, voi direte, è normale trovare lucerne in un luogo di culto, perfettamente, però per certi culti, a seconda del culto trovi determinati oggetti, a parte gli ex voto che quindi si possono lasciare. Le lucerne sono molto legate ad alcuni culti che poi sono sopravvissuti anche nel cristianesimo. Le lucerne, scusatemi, la luce, il fuoco, da Santa Lucia, che già nel nome riprende tutta la tradizione. Pensiamo a tutta la tradizione dei sfoganoisi che abbiamo in Sardegna, Sant'Antonio, San Giovanni, a seconda delle zone, esatto, San Sebastiano e via dicendo. Beh, per San Giovanni in molte zone del Campidanese si fa, no? Gli sfoganoisi con tutto un rituale, e c'era un tipo di lumaca che si chiamava proprio di San Giovanni, okay, che in quel periodo veniva fuori molto di più, se ne trovavano in un certo numero, okay. E però quindi il punto interrogativo è questo: quelle lumache che erano lì, perché erano lì? I resti naturalmente lo erano lì, l'ipotesi più li hanno mangiate e li hanno portate lì. Poi insolito che uno si trovi 2 metri di profondità per un diametro di 1,80 m circa solo di lumache, cioè, voglio dire, costeranno lumaconi e anche quelli piccolini, entrambi. Quindi questa è un'ipotesi che si può fare. Improbabile che fosse semplicemente su un truage, come si dice nel campo, perché avremmo trovato tanto anche di tutti gli altri materiali, ok? Possibile, io ci tengo molto, quando si fanno teorie archeologiche bisogna avere l'onestà intellettuale di ammettere che se non c'è certezza può essere possibile, può essere una via di indagine, può essere uno spunto, ma non certezza. Possibile che quelle facessero parte di un rituale, di un culto. Pensiamo a come è fatta la lumaca, che simbolo ripresenta. Avreste dovuto vedere i cerchielli presenti in tutte quelle, nella maggior parte di quelle lì c'erano. I cerchielli, chevron, era una cosa continua, dappertutto, ok? Ripeto, è solo uno spunto. Però questa riflessione era venuta mentre si faceva al professore, quindi quella non è farina del mio sacco, altro sì. Professor Ugas, che è comunque un archeologo che di grande esperienza, che è stato uno dei pochi, poi adesso ne sentirete parlare in bene o in male da tanti. Io profondo rispetto, perché quello che ha fatto lui, insomma, l'hanno fatto in pochi, ed è facile poi, no? Sputare addosso alle persone. Una delle cose però più importanti, magari nel metodo di scavo è troppo antica, come si dice lì, gliele potremmo dire, ma una delle cose secondo me più importanti che mi ha insegnato è stato quello di non dimenticare la tradizione mentre stai facendo uno scavo, di prendere quel tuo bagaglio di tradizioni, tenerlo molto ben presente per poi interpretare, cosa che invece la maggior che fanno adesso in America, come vi dicevo all'inizio, con la public archaeology, in cui le tradizioni sono diventate uno degli elementi fondamentali, e che invece in Italia sembra quasi un'eresia, sembra che stiamo parlando, ma di che cosa? Okay? Quell'esperienza, per me è durata parecchi anni, fra l'altro, è stata davvero estremamente significativa per questo. Intanto perché certe scoperte, potete immaginare l'emozione, no? Insomma, sono cose particolari, non capitano tutti i giorni. Quel luogo sicuramente aveva un valore che, non dico altro che Montibrama, perché Montibrama ci darà certe, si spera, risposte e certe, ma ce ne sono tante altre di domande a cui Montibrama non potrà rispondere, che secondo le cui risposte si trovano lì. Purtroppo adesso gli scavi sono fermi, cambiata direzione e via dicendo.